Ciao a tutti ragazzi da The Magic G26. Oggi non voglio farvi un gioco di carte ma la recensione dei miei mazzi. Perfetto, passiamo dalle classiche basico rosse e blu. Io preferisco le rosse, infatti vi farò vedere le rosse. Quando aprite il mazzo troverete queste due pubblicità della basico. Perfetto, queste scivolano come che, vanno bene per i tagli, i miscugli, per i ventagli e per altre cose. Queste carte non sono plastificate ma sono telate. Infatti se io piego un po' così la carta piano piano, dandogli un po' la forma, ritorna normale. Sono telate perché sono formate da puntini che creano il vuoto d'aria e fanno scivolare le carte in un modo spettacolare. Perfetto, queste erano le rosse, ci sono anche le blu però cambia solo il dorso. Di bicycle normali ho anche bicycle seconds, rosso e blu. Questa volta vi faccio vedere le blu. Queste qui sono normali rispetto a quelle che vi ho fatto vedere prima, soltanto che cambia l'astuccio, come potete vedere, rispetto a uno normale. Vedete? Qua l'asso di picche è rosso, mentre qua c'è scritto Rider Deck e qua c'è Playing Cards e Basic con la blu e qua anche. Dietro c'era il dorso di qua, mentre qua c'è scritto Basic Playing Card Seconds Made in USA. Perfetto. Queste qua vengono vendute di meno di quest'altre perché vengono vendute con errore di grafica, cioè nel senso che ci può essere, che ne so, qua ci può essere il simbolo dei quadri storto, oppure che questo lato bianco è più grande di quest'altro e tante cose varie. Però scivolano e vanno bene. Queste ve le consiglio insieme a quell'altra. Ora passiamo a quelle più belle. Queste Black Deck Tigers Red Pips, queste sono favolose. Trovate i marchi dall'Illusionist, retro fantastico, dorso sono in negativo come potete vedere, picche e fiori sono bianchi, quadri e cuori sono rossi. L'unico difetto di queste carte è che sui lati fanno i bordi bianchi. Non si vede però io lo noto. Queste compratele, che fate un figurone. Insieme a queste comprate anche queste qua, e Bicycle Ghost, anche questa marchi dall'Illusionist, il Joker favoloso, sì a me.
all'altro Joker. Uno c'è l'asso di fiori sotto il piede mentre l'altro no. Scivolano come che, no. Queste non si battono. Il retro bianco, tutte bianche. Queste sono tutte bianche. Perché? Andiamo a vedere una carta, un 6 di quadri, vedete? I quadri sono neri, solo l'indice è rosso. Belle queste. Infatti quando andate a fare il mentaggio si vedono gli indici rossi. Belle, belle, belle. Ricordate, coppia perfetta. Ghost, Black Duck Tigers, Red Pips o White Pips. Belle. Un altro mazzo bicycle come le Red Tiger in negativo sono le Shadow of Master. Marchi dalla Illusionist. Dov'è quell'altro? Vabbè, ci frega niente. Vabbè, questo mazzo è quasi uguale a Red Tiger e Black Duck Tiger, perché vabbè, i quadri e i cuori sono neri e rossi, mentre picche e fiori sono bianchi. Queste carte hanno sono sfumate, come posso dire, cioè vedi che nero, sono sfumate, sono belle, belle, belle. Qua si nota, belle, scivolano splendidamente. Il Joker è proprio, è la morte, con una vestita in mano, e c'è un altro che ha un 3 di quadri in mano. Queste compratele. Io ho trovato anche una carta a doppio dorso su questo. Poi ho un mazzo truccato che è il mazzo Brainwave. Non ve lo faccio vedere, se no vi faccio vedere il trucco. Perfetto. Questi sono i miei mazzi. Io consiglio di comprarveli tutti. Perfetto. Ah, e poi ho anche una sorpresina da farvi vedere in un video. Ora vi chiedo un consiglio. Che mi consigliate di comprare? Le mirror, le smoke o le propaganda? Rispondetemi nei commenti, votate e iscrivetevi. Ciao!